Un interessante dibattito si è svolto ieri presso il Circolo Empedocleo di Agrigento sul tema del rigassificatore a Porto Empedocle, organizzato dal Circolo Vittorio Giunti del Partito Democratico di Agrigento, che ha visto la partecipazione di vari esponenti del partito, sia locali che nazionali, come l'onorevole Franco Piro della segreteria nazionale, responsabile del settore energia del partito, del deputato agrigentino onorevole Giovanna Iacono, del deputato europarlamentare Pietro Bartolo, che tra l'altro ha presentato anche un'interrogazione parlamentare contro l'opera a Strasburgo, di Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, di Alessio Lattuca, presidente del Movimento per la Sostenibilità Ambientale, da tempo impegnato fattivamente con vari ricorsi al TAR contro la progettualità dell'impianto empedoclino e recentemente contro la decisione presa dalla regione siciliana di ripristinare l'opera che sembrava morta e sepolta per mano della stessa amministrazione del presidente della regione Schifani e per mezzo dell'assessore agrigentino Ramo, di Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat di Lega Ambiente. La volontà emersa dal dibattito è stata quella di bloccare l'opera, anche perché è estremamente rischiosa e pericolosa per l'ambiente e per i cittadini e va contro la vocazione turistica del nostro territorio. Simone Di Paolo, interessante iniziativa oggi sul rigassificatore, anche il PD dice no con questo convegno. Sì, è un no ragionato, un no motivato, un no non preconcetto né tantomeno ideologizzato. È il no di una grande forza politica che vuole costruire un'alternativa di governo seria allo sfascio prodotto dalle destre, le quali pensano che lo sviluppo di questo territorio passi da un'opera la cui progettualità risale al secolo scorso, più di 20 anni fa, senza alcun tipo di contestualizzazione con la vera vocazione di questo territorio, che deve essere turistica, deve essere culturale. Noi vogliamo le grandi opere in provincia di Agrigento, segnalando che in più di 50 anni le destre non hanno portato nessun tipo di finanziamento, nessun tipo di opera. Vogliamo il raddoppio dell'autostradale, vogliamo l'aeroporto, ma vogliamo innanzitutto una visione di sviluppo. Non è pensabile realizzare un'opera simile nel cuore di uno dei tratti costieri più pregiati d'Europa, con insediamenti turistico-ricettivi fra i più importanti del Mediterraneo, con riserve naturali di straordinario pregio. Non ha alcun senso realizzare un'opera simile e noi vogliamo dire ad Agrigento, senza alcun tipo di equivoco, che il nostro no è allo stesso tempo un sì ad una vera vocazione di sviluppo che dia futuro e che dia opportunità ai nostri giovani. Per tre motivi: è un'opera estremamente rischiosa, è dannosa per l'ambiente e soprattutto va in controtendenza rispetto a quella che è la vocazione turistica della nostra zona. È pericolosa perché tratta una materia particolarmente infiammabile, si tratta di gas, e in caso di incidente potrebbero esserci conseguenze decisamente catastrofiche per il centro abitato, che praticamente si trova a poche centinaia di metri dal sito prescelto. È un'opera dannosa perché il suo funzionamento comporta inquinamento e clorazione delle acque, inquinamento dell'aria, e ha anche ripercussioni sull'operatività del porto, che si trova estremamente vicino. Siamo anche contrari perché il modello di sviluppo che presuppone il rigassificatore è quello basato ancora sulle energie fossili, mentre noi, per i rischi che stiamo correndo per la transizione climatica e soprattutto per gli impegni che l'Italia ha a livello internazionale sulla decarbonizzazione delle risorse energetiche, noi consumeremo sempre meno gas nei prossimi anni. E allora questo rigassificatore rischia di essere assolutamente inutile, non solo di avere un impatto disastroso su quell'ambiente, ma anche di non avere un'utilità concreta per l'Italia, visto che, se tutto va bene, dovrebbe essere operativo fra 5-6 anni. Alessio Lattuca, presidente del Movimento per la Sostenibilità Ambientale, come valuti questa iniziativa del PD contro il rigassificatore empedoclino? Diciamo che è una novità molto interessante, perché finalmente un partito, insieme a qualche altro che in passato è stato dalla nostra parte, contro tutti gli altri partiti che sono a favore del rigassificatore, sta impegnando per collaborare alle iniziative che fino adesso ha svolto in solitudine il Movimento per la Sostenibilità. Mentre ci troviamo davanti a fatti etici, al di là della politica, di ciò che può fare la politica, il dato di fatto è che Enel vuole iniziare il lavoro. Noi li abbiamo bloccati, diciamo a dicembre, primi di gennaio, con questo al provvedimento messo dalla regione siciliana